Nella piana nissena più di un monte spicca in altezza, ma quello forse più famoso, il Monte San Paolino, ricade nel comune di Sutera. Il piccolo borgo, famoso per il monte che ospita l'omonimo santuario, è in realtà diviso in due parti ben distinte. Esiste un Sutera a valle, con piazza prospiciente il municipio e la chiesa madre di epoca barocca, ed un Sutera a monte, recentemente insignito del titolo di Borgo più bello d'Italia, che è in realtà il quartiere arabo, il Rabato, il primitivo insediamento da cui origina anche il nome di questo magico luogo, Soter, che significa il Salvatore. Ma andiamo per ordine e torniamo alla chiesa madre dedicata a Sant'Agata. Edificata nel 400 e totalmente ricostruita nel 700, al suo interno, tra le colonne in marmo rosso ed i pregiati capitelli, sono custoditi molti tesori di epoca seicentesca. Pulpito e stalli in legno scolpito, ben 18, sono opera di Marco Locascio, e poi ancora statue lignee e stucchi di encomiabile fattura. Salendo al monte, nella piazza del primigenio borgo, ecco l'ex convento dei frati carmelitani, che oggi ospita il museo etnoantropologico. L'interno è la perfetta ricostruzione di una casa contadina dell'Ottocento, con tutti gli ambienti distinti per uso e funzionalità e tutte le suppellettili d'epoca. Particolare curioso, nella camera da letto, appesa al soffitto, vi è la naca, la semplice culla di una volta. Tornando alle viuzze che dividono le case in gesso, non è raro imbattersi in qualche attempato abitante e negli oggetti di una volta, come questa macina in pietra che adorna una piazzetta. Da questa quota è facile che lo sguardo si perda nel vasto orizzonte e non potrete fare a meno di notare questa rupe che pare fosse usata addirittura dai greci per celebrare il culto di Artemide. Su tutto domina il Monte San Paolino, meta degli amanti del trekking, che una volta in cima potranno ammirare all'interno dell'omonimo santuario le reliquie dei santi compatroni del paese, Paolino, Onofrio e Archileone. Una visita a Sutera è irrinunciabile. Buon viaggio!